arrivati siamo a Lignano. Non fate neanche il video, siete a fare un giretto in spiaggia io e lei. Mi siamo arrivati giusti al tramonto. Aspetta che te faccio vedere, Aspetta là, fermo là. Non andare via. No, non sta andare via. No. Era qua. Guarda che bello, questa era dalla camera da letto. Il camper è parcheggiato, adesso sì che non si vede, comunque perché adesso è buio. È parcheggiato proprio davanti al mare, bellissimo. C'è nessuno, solo io. Bello. Oh, ma ogni posto che vado, bello, brutto, noioso, non noioso, sempre solo io. Probabilmente espulso e ora, non so. Deve essere bella la scena della gente che magari passa e vede sto qua dentro gesticolare, parlare al gavone, là, alle mensole e dirà, boh, che cazzo sta dicendo? È matto. Comunque la Gentil Pulzella arriverà dopo il lavoro, credo sul tardi, alle 11 e qualcosa. Adesso sono tipo le 6 e qualcosa, no? Quindi per cui io mi faccio una prima cena adesso. Ho trovato un tortino lì al supermercato con le verdure eccetera e dopo casomai mezzanotte rimangio. 6:30 e avevo fame. C'è sto tortino, cazzo gli ho messo mozzarella, peperoni, spero ci sia pomodoro, in modo da fare un po' effetto pizza. Boh, vabbè, no, è che il prodotto surgelato è una scusa in più per mangiarlo subito. Allora l'accendiamo. Tac, eccola. Devo ancora capire, mi hanno detto che è normale degli amici camperisti, no? Che il gas, quando o fai per spegnerlo o lo tieni con la fiamma bassa, fa tipo quel rumore, non so se l'hai sentito prima, tipo trrr, una cosa simile, no? Sono curioso di sapere cos'è, perché, cioè se scoppio per aria o no, più che altro, se non è tanto il sapere cos'è, è fatto, e non so se va bene in padella o se la farà il forno. Ingredienti, ma non mi dici, aspetta, non mi dici come va fatto? Nel frigorifero un giorno, ecco, vedi, ero obbligato a mangiarlo. E ecco qua, mettere in forno preriscaldato a 210 gradi, lasciare cuocere per 25 minuti. Vabbè, allora io direi facciamo la furbata, mettiamo la fiamma ancora più bassa, ecco, col coperchio magari fa più, boh, spero di non darglielo al cane, dai. Cosa vuoi fare il tuo aggiornamento? Dai, sono andata a fare il giro in spiaggia, ho fatto tanta pipì per far sapere agli altri cani che questo posto è mio, ho fatto tanta cacca e dopo ho mangiato come una ludra nella cosa là, nella muretta, sì. E adesso sono piena come un uovo, guarda, sono rotonda e dormo. Ecco, vita da cani. E ora è pronto qua? Ah no, so io che mi cucino. Ho da farmi. Mi potrebbe sembrare pronto, ci ho aggiunto pomodoro. Ma siccome c'era scritto tipo cuocere in forno per 3-4 mesi, allora meglio che lo lascio ancora un po', sì che non ci sia la pasta cruda. No, sta là. Allora la fiamma è al minimo, è ancora accesa, sì, perfetto. Però, leggevo, no, se il discorso della melamina. Ah, Made in China, pensavo Made in Italy miei, ecco, quindi ritiro quello che volevo dire. Però, diciamo, c'è scritto dietro massimo 70 gradi centigradi il cibo che puoi metterci sopra. Io ho appena cucinato il tortino, vorrei mica che sia a 70 gradi. Boh, no, che se era Made in Italy ero più tranquillo, non è razzismo, è proprio che la roba cinese è la roba cinese, dai, quindi, Allora, mi sembra un gran bel tortino, ci ho aggiunto il pomodoro, solo che io aspetto che si raffreddi un attimo, per il discorso della melamina intendo. E lavo i miei piattini, e lavo il piattino dentro questo catino. Fortuna che c'ho il cane pericoloso che mi fa il prelavaggio al piatto, quindi già il più insomma me lo toglie lei. Io passo giusto una insaponatina, eccola, la. Ma dai, è stato anche buono il tortino lì. Ci ho aggiunto un po' troppo pomodoro, dopo che troppo pomodoro diventa stomacoso. Boh, io adesso non ho più spazio, quindi inizio già a risciacquare. Ho attaccato l'acqua calda. Ah sì,
bella, dolore di avere il lavandino nuovo, questione di poco. Ah, aggiornamento grande. Allora cosa succede? Siccome la mia dolce metà è arrivata, mi hanno dato la multa perché gli era scaduta la revisione, no? Allora sai, io che ho avuto un po' un passato burrascoso con tutte queste puttanate qua, mi è venuto un po', mi si è alzato il senso di protezione nei miei confronti. Quindi ho deciso di essere ancora più immune di quello che già sono. Quindi per cui ho messo in vendita anche la mia Smart, perché ho detto tanto non la uso quasi mai, cioè la uso solo per andare a prendere il mangiare il suino, no? Cosa stavo dicendo? Un bollo da pagare in meno che mi scadeva qua a luglio, un'assicurazione da pagare in meno che costa più l'assicurazione della Smart che quella del camper, che scadeva a ottobre, quella della Smart, in più il tagliando che Poletta ne aveva seriamente bisogno da tanto tempo, e il discorso delle sospensioni che erano andate, erano completamente da rifar tutto. Ho contattato uno che tra l'altro è un meccanico, gli ho spiegato diciamo lo stato più che le magagne della macchina, cioè a 200.000 km capirai che è vissuta, le sospensioni non esistono più, fuori è vissuta, dentro è vissuta, e lui mi ha detto va bene per 3.000 euro, bah, ho provato a contrattare un po' perché gli avevo messo 3,5, però ragionandoci dai 3.000 mi va più che bene, non tanto per i soldi che guadagno con la Smart, ma proprio per il fatto di avere delle rotture di balle in meno, sia a livello economico che a livello psicologico, capisci? Cioè io mi sto veramente liberando sempre di più da tutte quelle, non tanto rotture di coglioni, ma da tutte quelle cose che mi rendono vulnerabile. Se che ormai ti multano di qua, ti multano di là, ti pignorano di qua, ti pignorano di là, ma attaccatevi a sto piffero. Io ho solo il mio camperino e basta, non avrò nient'altro. Devo solo trovare da vendere la moto adesso. Sì, quando vendo la moto lì sarò ancora più contento. È strano che non riesca a venderla. Cioè è una moto che nuova veniva a 25.000 bomboni e ce l'ho messa in vendita a 5.000, in più ha un sacco di accessori da soldi, cazzo. E niente, bah, questo è molto strano, però vabbè, con l'arrivo magari dell'estate adesso dai sarà più facile venderla, no? Quindi per cui comunque cosa non da poco, cioè oltre a essermi risparmiato tutte le rotture di balle eccetera, aspetta vado a svuotare qua, eccomi, e cazzo ho smerdato tutto perché avevo già preparato il caffè, no, oggi, e dopo mi avevano invitato gli amici a casa loro e hanno detto lascia stare il caffè, vieni a berlo da noi, e io ho messo la moka da fare e l'avevo lasciata dentro il lavandino che aveva già l'acqua e il caffè dentro, aveva vai mona. Comunque stavo dicendo che poi divago sempre, no? Che oltre ad aver risparmiato tutte queste rotture di balle adesso anche i soldi per il Surface se lo ritrovo a 1.700, perché a 2.003 quel che è se l'attaccano, cioè non spendo, già 1.700 per me è una follia, 1.700 per un computer è veramente una follia, però considerando che quello mi dà la completa indipendenza, mi dura 9 ore di batteria, è molto potente al pari del mio PC fisso attuale e al pennino. Per chi fa grafica, insomma, il pennino del Surface, che è un pennino particolare, molto preciso, no? È un'ottima cosa, veramente un'ottima cosa. Anzi, posso fare anche la follia, prendere il Surface, se a quel prezzo, lo stabilizzatore della GoPro, così non viene più il mal di mare quando faccio i video, e comunque hanno tutto un altro effetto. Ho visto i video della GoPro con lo stabilizzatore, è un altro mondo, è tutto un altro mondo. Ma poi lo puoi usare anche sulla macchina fotografica, dove vuoi, insomma. E va, che smerdamento. E il microfono costa un casino, il microfono senza fili per la GoPro, è anche impermeabile, addirittura subacqueo, ha la sua cover per andare sott'acqua, costa 180 euro, però so, visto le recensioni è molto buono, e c'è il fatto che è senza fili, non ha neanche le batterie, ma la batteria al litio ricaricabile via wifi, e quindi io sono una di quelle persone che ragiona, o meglio vive così: poca roba, il meno possibile, però veramente buona, cioè roba di qualità.
È una cosa che negli ultimi 2 anni circa sto portando avanti sempre di più, fino ad essere arrivato, diciamo, in questa situazione, aiutato molto anche dal fatto di vivere in camper, perché sai, vivendo in camper giustamente hai meno robe come quantità, no? Quindi sei obbligato ad avere poche robe, avendone poche robe tendi a puntare nella qualità, con le cazzate, tipo le forbici. A casa mia avevo 3-4 forbici, qua ne ho una sola, ma veramente è una forbice professional. È una cazzata, no? Però guarda che veramente ti cambia un po' la vita tutte queste cose. Un altro insegnamento, per quanto possa sembrarti sciocca questa storiella che ho avuto nella mia vita, me l'hanno dato i mouse da computer. E io sono sempre stato un appassionato di informatica, mouse ne ho cambiati a decine, mouse da 20 euro, 40 euro, 50 euro, 15 euro, 30 euro e via discorrendo. Tu non immagini quanti soldi ho speso di mouse, perché quello mi sembrava più buono, e sempre quella è la logica, no? Esce il modello nuovo, tu pensi che è il più buono, il tuo non ti soddisfa e quindi sei spronato a acquistare il modello nuovo. Finché un giorno mi sono un po' rotto le balle di sta roba, ho detto ma sì, tagliamo la testa al toro. Ho preso un mouse da tipo 140 euro e basta, e quello ti resta a vita, capisci? È veramente ottimo come qualità, precisione, tutto quanto, è indistruttibile e alla fine, cioè, sembra che hai speso una follia, però se vai un po' a analizzare, tenendo conto da quanti anni uso quel mouse, come lo uso e quanti magari anni ancora mi durerà, io alla fine ho risparmiato. Vedo un po' anche certa roba da vestire. C'erano una volta, facevano le polo della Lacoste o della Ralph Lauren che ti duravano 15-20 anni, io ancora quelli di quando ero bambino, cioè me le avevano prese molto abbondanti e sono ancora perfette, usate centinaia di volte. Prendi altre robe, altre magliette che trovi adesso nei centri commerciali da 20-30 euro e quelle non ti durano neanche un anno. Vedo le scarpe, io le Adidas, adesso sai che io non mi faccio problemi né a parlare bene né a parlare male. Io Adidas, un paio di Adidas o Nike mi durano massimo un anno. Quindi, cioè, io ripeto, anche questo discorso delle scarpe è diventata una tassa. Io non sono capace di trovarmi un paio di scarpe che mi durino. Le uniche che un po' mi sono durate sono queste Converse qua che ho preso a Tenerife. Le ho prese a Santa Cruz e hanno un po' di anni e le ho pagate 30 euro, pensa a te. Probabilmente da noi sarebbero costate tipo 130, non lo so, sai com'è. Boh, sono sparato stronzate perché mi sono ciulato metà bicchiere di vinello, quindi se non riesci a trovare un giusto collegamento sinaptico è per quello.